L'assessore alla protezione civile della Regione Veneto, Bottacin, lo scorso venerdì a Senigallia ha incontrato prima il sindaco e l'amministrazione della città martoriata dall'alluvione. Ha poi incontrato i volontari giunti dal Veneto per aiutare ad alleviare le ferite di un territorio martoriato dal maltempo. Dopo aver visitato Senigallia, l'assessore si è rivolto a Ostra, un altro comune che nei giorni scorsi ha vissuto l'apocalisse. Ho apprezzato molto i ringraziamenti, ha affermato l'assessore, rivolti dal sindaco di Senigallia ai volontari della Protezione Civile del Veneto, e ha voluto sottolineare la coordinazione delle organizzazioni che ha potuto garantire una risposta concreta ai cittadini marchigiani, i quali a loro volta hanno fermato lo stesso assessore per la strada per ringraziare il Veneto e i suoi volontari. La Regione ha voluto subito dimostrare la sua vicinanza alle città marchigiane così colpite, mettendo in campo uomini e mezzi. Se sarà necessario, la Regione garantirà ulteriori supporti, in accordo col Presidente della Regione stessa.